Ben ritrovati, una cronache trevigiane, quella di questa settimana, che parla di cuore, parla di ambiente e parla di una campagna davvero amica. Ma cominciamo allora con il consorzio del Prosecco DOC e una scelta tutta green. Vediamo il servizio. Svolta ambientale per il Prosecco DOC. Il consorzio di tutela della denominazione più grande d'Italia, 415 milioni di bottiglie nel 2016, più di 22.000 ettari di vigneti in 9 province tra Veneto e Friuli, Venezia Giulia, è pronto infatti a vietare il ricorso ad alcune sostanze chimiche nelle vigne dei suoi produttori. La notizia è che stiamo andando in modo concreto verso la sostenibilità. Abbiamo come obiettivo alto quello di arrivare a una certificazione di prodotto e di territorio, ma il primo passo concreto che possiamo fare in questo momento qui è quello di andare attraverso il Vademecum, che è uno strumento dato ai produttori come linea guida per i trattamenti in campagna, e il divieto dell'utilizzo del Mancozeb e del Folpet, che sono due antiperonosporici, e importantissimo il divieto del glifosate come erbicida. Se il Mancozeb e il Folpet sono già meno usati rispetto al passato, benché ancora del tutto legali, il glifosate è invece ancora la componente principale degli erbicidi più diffusi. Un taglio drastico dunque alla chimica in viticoltura, dettato anche dalla volontà del consorzio di tutela di venire incontro alle nuove esigenze del consumatore. Questo perché per andare a tranquillizzare quella parte di opinione pubblica, di cittadinanza, che poi sono anche consumatori, che hanno una preoccupazione data dall'uso di questi principi attivi, e noi abbiamo il dovere di lavorare in una comunità dove ci possano essere dei rapporti sereni. Ecco, questo è l'obiettivo principale, quello di andare a creare una relazione sociale di tranquillità con il nostro territorio. E ora per il consorzio Prosecco DOC si profila l'obiettivo di una completa certificazione di sostenibilità del prodotto. Questo è un primo passaggio, è propedeutico per arrivare alla certificazione. Quello che andremo a fare è di renderlo obbligatorio attraverso una modifica del disciplinare, in modo che all'interno della nostra denominazione il glifosate, Mancozeb e Folpet non si possano assolutamente usare.